molto spesso noi siamo portati quindi a vedere il film, a lasciarsi trasportare dalle immagini e godere della musica, ma senza realmente assaggiarla. Cioè, avete presente quando uno mangia e neanche sta attento a quello che sta mangiando, in sostanza, ingurgita. Ecco, accade molto spesso una cosa del genere col cinema. È come se dicessi quel vino, gustatelo, non berlo così trangugiando, cerca di capire il sapore e via dicendo. È passato un messaggio negli anni per cui sembra, nonostante il cinema è un'opera d'arte collettiva, in realtà sembra che il cinema si fa da solo, bastano degli attori, una macchina da presa e il gioco è fatto. Non è esattamente così, perché esiste un lavoro dietro, non solo dalla parte, diciamo, quella visuale, ma anche dalla parte audio. Centinaia di persone coinvolte nella realizzazione della colonna sonora, orchestre, fonici, tecnici, compositori, direttori d'orchestra, copisti, music supervisor, montatori musica e chi più ne metta. Beh, che vuol dire tutto questo? Vuol dire che magari se cominciamo a porre l'attenzione anche su questo mondo, forse anche l'ascoltatore si gode di più la colonna sonora. Benvenuti a Soundtrack City. Sono da solo perché questa puntata è tutta dedicata a questo libro di cui ho scritto la postfazione, il libro di Marco Testoni, del mio socio, Come si ascolta un film, guida all'ascolto per inconsapevoli spettatori di colonne sonore. Edizioni Efesto, uscito in tutte le librerie e online lo scorso dicembre, già ampiamente presentato in varie località d'Italia. Se volete sapere proprio dove presenterà questo libro, andate su marcotestoni.com e scoprirete le nuove date in cui proprio ci saranno le presentazioni col suo diretto autore e vari moderatori. Libro importantissimo perché racconta la storia della musica per immagini dal muto ai giorni nostri. Un libro importante, un libro per i cinefili, un libro che può arrivare veramente, che arriva veramente a tutti quanti. Una scrittura molto divertente, che però riesce a raccontare tutto quello che è stato, dal muto ai giorni nostri, la storia del cinema e la storia dell'ottava arte, quindi della musica dedicata appunto al cinema. Tantissimi gli autori, tantissimi compositori, tantissime le forme musicali trattate in questo libro. In questa puntata, dove finalmente ci sarò sia io che Marco Testoni, ci sarà anche a moderare questa presentazione online Eugenio Tassitano, scrittore, musicista, docente, che insieme al sottoscritto è stato uno di quelli che ha dato molta linfa e molto aiuto a Marco Testoni proprio nella stesura di questo voluminoso libro importantissimo. Ben ritrovati a Soundtrack City, puntata speciale, e intanto ringrazio il nostro ospite Eugenio Tassitano. Ciao Eugenio. Grazie a voi. Allora, manca un personaggio che oggi è il centro portante di questa puntata, perché parliamo di un libro, Come si ascolta un film, guida all'ascolto per inconsapevoli spettatori di colonne sonore. Già il titolo di per sé è veramente a chiare lettere un qualcosa di particolare, qualcosa di tra l'ironico e il garbato, ma soprattutto va a specificare che cosa si deve fare oggi come oggi, che forse si è un po' dimenticato, cioè il saper ritornare ad ascoltare un film. Vedete questa copertina? C'è un orecchio che guarda e ascolta, che invita a guardare ed ascoltare. Un libro veramente ad ampio spettro, che racconta in maniera particolare e soprattutto unica, direi, proprio quello che è la storiografia cinemusicale, per l'appunto, della musica applicata alle immagini. Allora, voglio chiedere a Eugenio Tassitano la tua prima impressione dopo la lettura di questo libro. Guarda, io sono entusiasta perché veramente ho trovato pane per i miei denti. Tu sai il mio amore per questa materia. C'erano alcune pubblicazioni anche importanti, ma che ormai erano datate,
E quindi, insomma, Marco fa un bellissimo excursus dagli albori del cinema fino ai giorni nostri, anzi si proietta anche verso il futuro. Quindi il libro è imponente perché, insomma, sono oltre 600 pagine che si leggono benissimo perché è estremamente scorrevole e ti dirò proprio perché il libro l'ho finito di leggere oggi, già mi manca, nel senso come lettura, perché effettivamente eh, la passione che mette Marco nella scrittura e anche appunto una scrittura estremamente scorrevole fa sì che questo sia un libro assolutamente alla portata di tutti, insomma, Sì. perché chiunque voglia capire effettivamente come si ascolta un film. Ma poi tra l'altro c'è una cosa particolare che oggi come oggi è più fattibile rispetto al passato, quando c'erano dei libri che trattavano questa tipologia di argomentazione, ma avevano meno possibilità di poter, non solo attraverso la lettura, ma poi attraverso la ricerca, poi andare ad ascoltare quelle colonne sonore al di fuori dell'immagine stessa. Oggi come oggi Marco ci dà la possibilità, attraverso delle playlist in streaming, di poter ascoltare ciò di cui leggiamo qui subito, immediatamente, cioè lampe stampa, come si dice, le playlist ragionate sia dal punto di vista di colonne sonore originali che anche di canzoni originali, perché poi tutte fanno parte del medesimo mondo, e soprattutto con, come dicevi tu, di facile fruizione per tutti quanti, sia per i neofiti, sia per gli esperti, sia per i grandi appassionati della musica e magari meno appassionati al cinema, che però attraverso questo libro capiranno che il valore di alcuni film e di alcune musiche per i film. Però è giusto anche avere colui che l'ha creato, quindi io direi di accogliere Marco Testoni. Marco, a noi. Ciao cari, grazie delle bellissime Ciao. parole. Io però fatemi fare almeno solo per un attimo il conduttore, un attimo, ovvero io qui oggi abbiamo Massimo Privitera, direttore di colonnesonore.net, cioè secondo me il massimo riferimento per quanto riguarda appunto la musica per film, la critica musicale, e poi Eugenio Tassitano, che è uno studioso oltre che musicista, che io cito spesso anche nel libro, in quanto diciamo che è veramente il sommo esponente della conoscenza ermaniana, cioè dire. Quindi io grazie a tutti e due. Grazie a te Marco e grazie ad Grazie a te. Eugenio, perché effettivamente poi Eugenio non solo è ermaniano, ma ha scritto un bellissimo libro sulla storia del film musicale, attenzione, non del musical, film musicale, che ha una bella differenza. Ma allora, caro Marco, la peculiarità di questo libro, torno a ribadire, è che già dall'indice, che è quello che mi ha colpito maggiormente quando poi sono dovuto andare a scrivere la postfazione, è quello dell'indice talmente particolare, talmente fuori dagli schemi, anche ironico, ma ironico in senso veramente intelligente, acuto. E allora io ci tenevo ad enuclearvi alcuni titoli dei capitoli. Allora, quello più bello per me in assoluto, che mi ha fatto sbellicare dalle risate, ma poi ragionandoci dietro non è neanche così cinicamente fuorviante, è: il cinema muto non è mai stato silenzioso come la Provenza non è sempre stata profumata. Io già qui veramente gli farei chapeau e tanto proprio veramente tutti i salamallecchi possibili a Marco. Ma ce n'è un altro che mi fa impazzire, che è quello lì, la spigolosità e le stilettate d'archi di Bernard Herrmann, tanto amate dei Beatles. Questo in onore di Eugenio Tassitano, ma ce ne sono tante altre, veramente tante altre. Ennio Morricone, l'uomo che voleva essere suono, era forse un alieno? E via andando. Quindi intanto ti volevo chiedere, Marco, come ti sono venuti questi titoli per dare una svolta anche a tutti quei libri che hanno parlato della storia, non ce ne sono tantissimi, della storiografia cinemusicale. Come ti sono venuti fuori questi titoloni? Ma titoloni, insomma, volevo scrivere un libro senza essere accademico, ok? Perché è rivolto a tutti. E tra noi che ci occupiamo di questa materia ormai da tempo, per lavoro, per pubblicazioni, per qualsiasi motivo, poi alla fine sono tutti capitoli legati a questioni che noi conosciamo benissimo, cioè la spigolosità del carattere di Bernard Herrmann è noto a tutti quanti, e credo gli abbia anche compromesso in parte la carriera,
il cinema muto che non era muto, perché è uno dei nomi più sbagliati che si potesse dare. In realtà c'era talmente tanto casino nelle sale che adesso è muto da quel punto di vista. Dopodiché mi era venuta in mente, sì, questa storia della Provenza, perché quando andai in Provenza io ho scoperto che tutti la conosciamo per i profumi e via dicendo, ma in realtà l'industria dei profumi è nata per coprire la puzza di concerie che c'erano in Provenza. Un po' come è successo con la musica. La musica inizialmente è stata messa per abbellire, per rendere più completo il cinema, ma nello stesso tempo per coprire il rumore della macchina da presa, Esatto, che era i fastidiosi rumori. devastante. Quindi alla fine, ecco, cercare di parlare di musica per cinema senza essere, come posso dire, non è il termine giusto, pesante, però cercando di parlare a tutti e non parlare solo agli addetti ai lavori è stato veramente la prima cosa che ho avuto in testa che volevo fare. E non è stato semplice, lo posso dire, non è stato semplice perché chi fa questo lavoro a volte poi gli viene di scrivere in termini tecnici e allora quelle volte che non se ne può fare a meno ho cercato di spiegare, se non altro, che cosa vuol dire, che ne so, stop and go, Sì. faccio un esempio, stem, underscore, tutti i termini che per noi vogliono dire qualche cosa, ma per chi non è di dentro non vogliono dire assolutamente nulla. Ecco, tutto questo mi ha portato a dire voglio alleggerire sin dall'inizio questo libro, quindi faccio un indice assolutamente folle. Ma io ti chiedo soltanto una cosa: quanto è stato difficile affrontare questo libro? Voi sapete benissimo, per ragioni diverse, quanto è stata una fatica questo libro, cioè io l'ho scritto in circa 2 anni e forse anche di più, è stata una faticaccia anche perché è un libro che copre un arco di tempo da anche prima della nascita del cinema fino ai tempi odierni e come ha detto giustamente Tassitano, Eugenio, vado anche avanti, cerco di spingermi anche avanti. E poi soprattutto che a differenza di, faccio un esempio di Miceli, l'ultimo libro che in qualche modo ripercorreva tutta la storia della musica del cinema, l'ha scritto appunto Miceli negli anni 80-90, adesso non vorrei dire una scemenza, però molto nello scorso secolo. E ovviamente lui si occupava fondamentalmente della musica americana e della musica europea. Nel 2024 non possiamo non considerare le cinematografie del mondo, che io chiamo dell'altrove, su tutte, quella orientale, quella persiana, ma anche quella africana, quella indiana. Quindi andare a studiare, per quanto mi riguarda, ricercare tutti quei mondi è stato complicatissimo e facendo questo ogni tanto mi scordavo qualche nome invece del mondo nostro, diciamo del mondo occidentale e quindi insomma io penso che alla fine grazie a Massimo, grazie a Eugenio, in maniera diversa, voglio dire, alla fine credo che dentro ci siano più o meno tutti, ecco, più o meno tutti. Allora, che dire, siccome io ho finito di leggere il libro appunto in queste ore praticamente, stavo dicendo prima che poi diciamo il distacco non è facile, infatti è un libro che già so che da domani comincerò di nuovo a consultare sicuramente, no? Se non a rileggere di nuovo. No, non Perché farlo, effettivamente... anche perché Eugenio è il cacciatore di refusi, non farlo. Allora, no, allora ci sono tanti capitoli che mi sono rimasti nel cuore praticamente, perché vedo poi sicuramente in certe parti la grandissima passione di Marco, no? Perché poi questo libro non si può scrivere senza passione, assolutamente. Ed è la cosa bella che traspare che nel suo linguaggio così scorrevole, alla portata di tutti, mette dentro tutto questo sentimento, queste emozioni, che infatti io ho percepito particolarmente in alcune parti del libro, in cui evidentemente ci sono dei musicisti a lui più vicini, ma questo Sì. è inevitabile perché appunto altrimenti insomma non saremmo, altrimenti questi sono libri che magari fra qualche anno potrebbe scrivere l'intelligenza artificiale, no? E Speriamo di invece no. quando c'è l'aspetto umano
appunto l'intelligenza artificiale, almeno per il momento, non può arrivare. Io per esempio ho trovato sempre affascinante, sono sempre affascinanti i racconti che parlano proprio delle origini del cinema, no? E del passaggio tra il muto e il sonoro. Ecco, giustamente tu nel libro scrivi che lì parte il vero musicista per il cinema, no? Mi è piaciuta moltissimo la parte in cui parli di quella tecnica che è usata ancora oggi del Mickey Mousing. E, ecco, però ho notato anche ovviamente la grande ricerca nelle cinematografie invece più difficili, più lontane dalle nostre sale, diciamo, cioè che frequentano poco le nostre sale. Ecco, quello che ti volevo chiedere però, perché a me la prima cosa che mi interessa è perché hai scritto il libro, cioè qual è stata la scintilla, il motivo fondamentale. All'inizio del libro, nell'introduzione, io faccio una dichiarazione molto, secondo per me molto importante. Io ho scritto questo libro con lo spirito dell'osservatore partecipante, cioè per lavoro mi trovo spessissimo negli studi di registrazione, negli studi dove fanno i mix cinema o mix di serie televisive, perché quello è il mio lavoro. E c'è un mondo all'interno di quelle sale, di quegli studi, un mondo anche con una tradizione. Cioè, quando io vado alla Forum è uno studio che lo fondò Bacalov, Morricone, Trovaglioli e Piccioni. Si parla, penso, agli anni 70, se non vado errato. Se ti vai a fare un giro per Roma, trovi dei monumenti in qualche modo di quello che è stata la cinematografia, ma anche di quello che è stata la musica per il cinema. E alla fine, fatalmente, ho conosciuto, che ne so, pezzi di storia come la Bixio Edizioni, Franco Bixio, che è l'erede di questa, diciamo così, dinastia, è il figlio di Cesare Andrea Bixio, ovvero il primo compositore di una colonna sonora del cinema sonoro italiano, La canzone dell'amore. Quindi posso anche dire che un amico di mio papà era Alessandro Blasetti, il regista, e io ero ragazzo e lui era un anziano regista e ogni tanto convocava tutti gli attori del suo cast e degli amici per vedere film che aveva fatto 30-40 anni prima. Quindi andavi lì e vedevi l'attore ormai anziano, ma lo vedevi nel cinema. Insomma, alla fine mettici anche che io ho lavorato nella cassa di un cinema da ragazzo per molti anni. Come dire, esiste un vissuto mio che a un certo punto questo libro lo dovevo scrivere, cioè non potevo in sostanza non scriverlo, mettendoci dentro tutto quanto e cercando di far quello che hai detto te, Eugenio, trasparire questo amore. Quindi se tu mi dici per quale motivo, è perché lo dovevo fare. Bravo. Okay. Non fa una Un piega. ottimo motivo. Quindi era un Infatti. dovere verso te stesso, diciamo. Ma sì, ma anche tanta gente che ho incontrato ci sono tanti aneddoti di cui io parlo, no? Che se non l'avessi scritti probabilmente morivano con me, cioè nel senso quando sarà tra molto tempo. E invece era giusto tirarli fuori. In fondo è una storia la mia che io facevo, tra le altre cose, il redattore di Prima Visione Cinematografica negli anni '80, quindi mi mandavano nei festival di musica per cinema. Ricordo il Trento Film Festival, che si occupava solo di musica per cinema, adesso non esiste più. Lì incontrai Savina, incontrai Gelmetti, incontrai tante persone diciamo della generazione, neanche quella precedente ancora, e io assorbivo come una spugna qualsiasi cosa mi dicevano, e molte di queste cose le racconto nel libro. Quindi dal libro si desume che tu ci insegni ad ascoltare un film. Ma come si ascolta un film? No, io non insegno niente, tanto per cominciare, io semmai do dei consigli, quindi non... il film si ascolta cercando di fare uno sforzo. Nel libro ne parlo, noi siamo fatti di tanti sensi, quelli utili per godere di un film è l'udito e la vista, ma la vista è molto più forte dell'udito, questo non lo dico io, lo dicono svariati scienziati.
mentre l'udito agisce a livello subliminale. Molto spesso noi siamo portati quindi a vedere il film, lasciarsi trasportare dalle immagini e godere della musica, ma senza realmente assaggiarla. Cioè, avete presente quando uno mangia e neanche sta attento a quello che sta mangiando, in sostanza, ingurgita e basta. Ecco, accade molto spesso una cosa del genere col cinema. È come se dicessi quel vino, gustatelo, non berlo così trangugiando, cerca di capire il sapore e via dicendo. Molto spesso si parla solo di cinema in quanto di una storia. È passato un messaggio negli anni per cui sembra, nonostante il cinema è un'opera d'arte collettiva, in realtà sembra che il cinema si fa da solo, bastano degli attori, una macchina da presa e il gioco è fatto. Non è esattamente così, perché esiste un lavoro dietro, non solo dalla parte, diciamo, quella visuale, ma anche dalla parte audio. Centinaia di persone coinvolte nella realizzazione della colonna sonora, orchestre, fonici, tecnici, compositori, direttori d'orchestra, copisti, music supervisor, montatori musica e chi più ne metta. Beh, che vuol dire tutto questo? Vuol dire che magari se cominciamo a porre l'attenzione anche su questo mondo, forse anche l'ascoltatore si gode di più la colonna sonora. Ma secondo me uno dei motivi che ti ha spinto a scrivere questo libro, sicuramente il primo l'hai detto tu, però uno dei motivi è che tu sei animato da questo desiderio, cioè dal fatto di aiutare lo spettatore a effettivamente ascoltare il film. Cioè, praticamente lo spettatore dice vado a vedere un film, ma in realtà lo va anche a sentire. Il problema, come dici giustamente tu, è che l'occhio spesso vince sull'orecchio, però è anche vero che nel momento in cui un qualsiasi spettatore, uno spettatore comune, gli fai vedere una scena che gli piace molto e magari poi gliela riproponi una seconda volta dicendogli stai attento alla musica, ecco, forse lui si rende conto in quel momento che se quella scena gli è piaciuta tanto è anche perché nella sua memoria emotiva è rimasta impressa grazie anche alla musica. Quindi spesso c'è bisogno appunto di una seconda visione, di un secondo ascolto per capire l'importanza reale della musica. E questa, diciamo, è la croce e delizia della nostra materia, no? Perché anche noi a volte rimaniamo un po', diciamo, non ci rendiamo conto di quanto è importante la musica in quella scena. Secondo me questo è sicuramente uno dei motivi del libro e si percepisce, secondo me, perché tu cerchi appunto di dare quei consigli, quegli input al lettore spettatore per aiutarlo a capire meglio certi meccanismi, ad ascoltare il film, perché se Lo squalo è un bellissimo film è anche perché l'ha salvato John Williams, perché sappiamo tutti che quel maledetto squalo non funzionava bene, quel meccanismo, no? Ecco, e quindi Spielberg era disperato, cioè, oddio, non lo faccio mai vedere sto squalo. Per fortuna c'è stato John Williams che quando arriva quella musica noi sappiamo che lo squalo c'è, non abbiamo bisogno di vederlo. Guarda, è talmente giusto quello che dici che io quando mi trovo a fare i miei workshop, no, è una cosa che ne parlo anche all'inizio del libro, provo a mutare le scene, alcune scene iconiche della nostra storia del cinema. Tu ne hai fatto un esempio uno, Lo squalo, ma c'è anche Il buono, il brutto e il cattivo con la musica di Ennio Morricone, ma c'è anche il tema d'amore di Nuovo Cinema Paradiso, quella sequenza di baci, vagli a togliere il tema di Andrea Morricone. A volte però, cari miei colleghi, dicevo, ma chissà, probabilmente con i film attuali non è magari così, perché una volta c'era il tematismo, il leitmotiv, e invece provate a vedere Oppenheimer mutando le musiche di Goranson e l'effetto è lo stesso, quindi tema o non tema,
la musica ha un effetto sul film poderoso, tant'è vero, e qui faccio un esempio riportato nel libro. Quando tempo fa andai al Festival del Cinema Bulgaro a Roma, vidi un film, si chiamava Blaga Lesson. Questo film, molto duro, parlava di una signora anziana in pensione che gli venivano con una truffa tolti tutti i suoi risparmi, e lei si vendicava della vita diventando lei stessa truffatrice. Un film durissimo, realismo di quello veramente crudo, ancora più crudo perché non c'era musica. Quando alla fine del film chiesi al regista per quale motivo non avesse messo la musica. Lui mi disse: perché io volevo un effetto realistico, volevo il massimo del realismo. Certo. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che la musica in realtà è un esaltatore di sapidità, è un qualche cosa che ci dà quell'emozione in più che probabilmente senza, in qualche caso, il film sarebbe proprio compromesso. Cioè, della musica c'è necessità. I registi lo sanno, ma molto spesso questa necessità viene, a mio modo di vedere, maltrattata. Cioè, siamo tutti piuttosto ignoranti in tema di ascolto. Distratti, molto distratti. Ho degli amici esperti di cinema, anche li ritengo molto sensibili, però certe volte gli dico: ma tu hai capito se c'è effettivamente un valore nella musica e se l'hai percepita? Ah, ma perché c'era musica? Perché c'era una colonna sonora? Perché c'erano delle canzoni? E caspita, c'erano. Certo, sarebbe assurdo che se da un musical tu mi esci dicendo: ah, ma non ho sentito una canzone, come è capitato dopo la visione di Emilia Perez da parte di alcuni. Detto, allora non credo che abbiate visto il film, ma vi siete addormentati. Ma purtroppo è un problema, diciamo, abbastanza oggigiorno più frequente, perché siamo distratti, perché non ci fermiamo più. Infatti il fatto che Marco abbia chiamato questo libro Come si ascolta un film è fondamentale, perché si dovrebbe tornare non solo ad ascoltare un film, ma ad ascoltare la musica come Dio comanda, cioè concentrandoci nella musica, in ciò che stiamo ascoltando, e in questo caso nel libro di Marco, in ciò che stiamo ascoltando, vedendolo. Questo per dire che appunto questo è un libro importante proprio perché dovrebbe leggerlo chiunque ama il cinema, ecco, e che magari però non ha tutta questa competenza, no, sulla musica per il cinema, sulle colonne sonore, e quindi tante persone mi hanno detto, no, che dopo aver letto certi libri, anche i miei, mi hanno detto adesso vedo e sento i film in un altro modo. Ma veniamo più in particolare sul libro, perché io ho delle cose da dirti importanti. Per esempio, a me è affascinato moltissimo il capitolo sulle grandi donne della musica elettronica, che secondo me è un bellissimo omaggio che tu fai alle donne della musica, e non so se sei d'accordo, ma secondo me si percepisce proprio da quel capitolo che probabilmente forse le donne sono state molto brave in quel campo, proprio perché da quello, diciamo, canonico erano un pochino escluse. Ecco, cioè c'era un ambiente un po' troppo maschilista, no? C'erano troppa concorrenza di uomini, diciamo, che tendono, come sappiamo, sono bravi a fare squadra, e magari c'era un pregiudizio, no, nei confronti della compositrice donna. E quindi molte donne si sono dedicate, diciamo, anima e corpo all'elettronica, e hanno dato un impulso grandissimo. E quello è un capitolo, secondo me, uno dei più interessanti del libro. Ti ringrazio, io ne sono molto felice, perché io conoscevo fondamentalmente la Derbyshire, che forse tra tutti quanti è la più famosa, e la Derbyshire racconta il perché. Nei conservatori, diciamo così, inglesi, c'erano le prime cattedre di fonica, ma i compositori non gliene fregava niente di andare a fare fonica, preferivano fare composizione, eccetera, eccetera. Quindi allora la Derbyshire iniziò a fare fonica. Dopodiché accadde un'altra cosa, la guerra, e molti di questi studenti partivano per la guerra, quindi rimanevano solo le donne, e a questo punto proprio il dipartimento di fonica, che poi diventò d'elettronica, crebbe in maniera esponenziale. Infatti ci furono altre donne,
ma poi non solo, i Baron che portarono appunto l'elettronica negli States. Voglio dire, le donne svilupparono una conoscenza nell'ambito della musica elettronica notevolissimo. Purtroppo lo abbiamo scoperto molto tardi, e addirittura, siccome la musica elettronica per molto tempo veniva considerata solo, neanche un'arte, veniva considerata una ramificazione tecnica, diciamo così, della musica, non potevano neanche avere la titolarità dei brani che facevano. Addirittura la Derbyshire non ha firmato delle cose che sono state firmate da altri compositori. Adesso il minimo che si possa fare è un omaggio a quelle donne che si sono inventate proprio l'elettronica, proprio da zero. Lo so, No, perché infatti mi ha colpito pure infatti che non compare nei credits di quel bellissimo film Suspense di Jack Layton, un bellissimo film dove i suoni sono molto importanti. Lì appunto non compare nei credits la RAM, perché appunto non era previsto proprio, no? Cioè, non era, come dire, non era sindacalizzata, diciamo. Esattamente, è proprio così, è proprio così, è proprio così. Se Eugenio voleva fare magari l'ultima domanda, quella epocale, fagliela, che poi io invece lo stronco con la domanda che facciamo solitamente ai nostri cari No, intervistati. vabbè, io insisto ovviamente su dove ho percepito una maggiore passione. Vai. Ecco, io l'ho percepita, correggimi se sbaglio, su alcuni grandi compositori italiani. Ovviamente Morricone in primis, ma non solo, è molto bello anche il capitolo su Nino Rota, e anche ho percepito tanta passione quando hai parlato di Trovaioli, Piccioni, ecco, questi grandissimi autori. Che mi dici su questo? Diciamo, secondo me quei capitoli sono stati più semplici da scrivere, credo, per te. Quasi tutta la storia della musica per cinema italiana è interessante, non molto gli inizi sono un po' pesanti. Gli inizi, stiamo parlando quelli in pieno periodo fascista, dove c'era da parte dell'accademia, diciamo, ecco, dei compositori accademici italiani, un profondo ostracismo nei confronti della musica per il cinema, che veniva considerata di serie bis e non di serie C, ed era veramente una cosa disdicevole un compositore che si occupasse di musica per cinema. Ricordo Petrassi, il rapporto tra Petrassi e Morricone a proposito di questo. Quindi l'onda lunga è arrivata fino agli anni 70 e oltre. A un certo punto però la musica, diciamo dal dopoguerra, ha cominciato veramente in Italia a fiorire, e sono usciti fuori una genia di compositori, che dire, cioè nel senso che questi hanno fatto insieme, li ho contati, tra Trovaioli, Piccioni, Ortolani, arrivavano insieme nella loro vita a fare 200-250 colonne sonore a testa, cioè una cosa pazzesca. Avevano una tale rispetto della parola lavoro, che peraltro componevano per film di qualsiasi genere, veramente, e tutti venivano o dal jazz o dalla canzone popolare, quindi avevano quell'apertura mentale lì, non accademica, che in qualche modo gli dava la possibilità di lavorare su tutto, e quelli sono stati dei pionieri, degli autentici pionieri a mio modo di vedere, e da lì che poi, da quelle radici sane, che poi è venuto fuori tutto quello che è venuto fuori in Italia, cioè Rota, io Rota prima lo amavo, dopo aver scritto questo libro proprio l'adoro, e peraltro consiglio ai miei amici produttori: andatevi a leggere la vita di Rota, vale la pena farci una fiction, cioè vale la pena farci una serie televisiva, perché Rota c'è tutto dentro quell'uomo. Non vi voglio raccontare le storie, perché veramente coinvolgono l'intelligenza culturale italiana di quel tempo, su Cecchi d'Amico, delle storie intrecciate, figlie che sono in America, che poi vengono riconosciute dal padre ma che non si confessa, lui appassionato di esoterismo,
che conosce Roll, l'amico di Roll, Fellini che diceva che improvvisamente compariva dentro casa Rota mentre invece stava a Milano, cioè una cosa, delle cose pazzesche che uno dice vabbè, l'amico sì, magico. esatto. Il tutto, se poi andate a vedere Rota, uno se lo immagina esoterico, lì era veramente una persona ricca di humor, di spirito. Mi ricordo quello che ci disse, ad esempio, ecco, Piersanti di Rota. Rota detestava la scuola dodecafonica e li chiamava i 12 cafoni. Proprio che chi conosce la musica, chi conosce la serialità sa a che cosa si riferisce, non lo sto qui a spiegare, però è talmente ricca la vita di Rota, oltre che la sua musica, che non te ne puoi non innamorare. Ma forse se non c'era Rota, forse se non c'era i Trovaioli, i Piccioni e via discorrendo, la vita di Morricone sarebbe stata professionale, sarebbe stata più dura. Tra l'altro, Carlo Russechelli, se molti dimenticano, perché si dice sempre Morricone ha scritto oltre 500 colonne sonore in carriera, ma Carlo Russechelli ne ha scritte quasi 900. Russechelli era impressionante. Nel libro appunto tu non ti limiti a questo, a questi grandi compositori. Tu vai avanti, ecco, appunto esplori tante cinematografie, tanti compositori. Tu hai anche un capitolo su Bollywood, che insomma che sicuramente ti è costato insomma un po' di fatica, perché chiaramente non tutti i film sono facilmente reperibili. Il nostro amatissimo Giappone, insomma, che è stato sempre una cinematografia meravigliosa con compositori stupendi. In realtà, veramente la cosa più divertente quando ho iniziato a scrivere questo libro è dovermi in qualche modo informare sulla musica, quella che è al di fuori della nostra comfort zone, cioè quindi al di fuori dell'America, al di fuori dell'Europa, e quindi alla fine ci sono dei capitoli dedicati, uno in particolare a Bollywood, l'altro a Nollywood, cioè alla musica africana. E stiamo parlando, se Bollywood è la seconda industria nel mondo, Nollywood, ovvero Nigeria, è la terza. Nonché poi parliamo anche di quella persiana, medio orientale, e infine della orientale, Giappone, Cina, Corea anche. Ci sono dei compositori superlativi da quelle parti. E anche un cinema, al di là della musica, cioè anche un cinema superlativo. Quindi la nostra visione, ritorno alle visioni limitate, no? Guardiamo un film ma l'ascoltiamo poco, guardiamo il cinema, guardiamo anche le serie televisive, ma non sappiamo che in realtà stiamo vedendo una porzione, forse il 50%, nella migliore delle ipotesi, di quello che possiamo vedere, e altrove c'è tantissimo cinema di altissimo livello, e invece quando noi pensiamo a quel cinema, mi riferisco ad esempio soprattutto a Bollywood, pensiamo alle grandi scenografie, balletti, ma no ragazzi, c'è tanto altro, tanto altro, e poi a un livello di una professionalità incredibile, soprattutto dal punto di vista musicale. Questo in particolar modo a Bollywood. Pensate che a Bollywood prima escono le canzoni che fanno da trailer e poi esce il film, per dire quanto è importante per loro l'aspetto musicale, forse pure troppo. Infatti c'è tutta una discussione nell'ambito bollywoodiano, che vorrebbero vedere anche dei film senza musica, o perlomeno con un po' meno musica. Allora, non vorrei finire con una critica, quindi prima di chiudere questa puntata, intanto ringrazio Eugenio Tassitanio, che è stato veramente ha sondato minuziosamente alcune parti fondamentali, ma ce ne sono tante in questo libro, ma lui alcune nello specifico, perché è un libro scritto con una grande sensibilità e una grande passione, cosa che è sempre più rara oggi come oggi. E non lo dico perché Marco è il mio socio, ma perché veramente leggendolo viene fuori questo, ed è la cosa più bella in assoluto, perché arriva a tutti. Quindi ringrazio ancora Eugenio Tassitano e grazie a Marco Testoni. Comprate il libro Come si ascolta un film, essenziale e fondamentale. E venite alle presentazioni, perché ne farò moltissime in giro per l'Italia, soprattutto alcune di queste, quelle Roma e Milano, con questi due signori che ho sopra di me, Massimo e Eugenio. Ciao, grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao. Ciao a tutti.